È decisamente provato in uno stato di confusione, con un vuoto mnemonico. Non ricordo nulla, sono dispiaciuto per il professore. Sono queste le parole di Alberto Zago al suo difensore, l'avvocato Enrico Villanova, che lo ha incontrato per la prima volta all'interno del carcere San Pio X di Vicenza, dove il 33enne trevigiano si trova rinchiuso da martedì con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento alle spalle del docente del liceo Brocchi di Bassano. Ha un vuoto tra le prime ore della mattina di lunedì fino al tardo pomeriggio e si è chiesto addirittura se effettivamente, come dicono i giornali, sia stato lui. Non si ricorda pressoché nulla, cioè lui mi dice di aver passato una mattinata a chiedere degli aiuti economici alle persone che passavano, non esclude di aver chiesto una sigaretta come riferiscono, ma i suoi ricordi iniziano a essere nitidi nel momento in cui era in stazione a Bassano per prendere un treno, quando sono arrivate le pattuglie dei carabinieri per provvedere all'arresto. Il 33enne si dice preoccupato per il professore ferito, che si trova tuttora ricoverato al San Bortolo di Vicenza. Mi ha chiesto se la caverà, se avrà dei problemi, cioè era anche interessato per cercare di capire le condizioni di salute. All'udienza di convalida dell'arresto, con ogni probabilità Alberto Zago si avvarrà della facoltà di non rispondere. Proprio perché il ragazzo in questo momento non ricorda nulla, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Quindi il silenzio di Alberto Zago sarà il mio silenzio, in attesa che sia possibile anche avere le idee chiare, che lui ricordi, se sarà in grado di ricordare. Innanzitutto voglio vedere se è possibile cercare una soluzione alternativa al carcere, che comunque bene non gli fa neanche per recuperare la memoria, quindi per vedere se sarà possibile trovare una comunità o un luogo dove fare gli arresti domiciliari, sempre che ci sia un giudizio favorevole del giudice per le indagini preliminari. E poi cercare soprattutto di capire un attimo che cosa è successo in questo blackout di 24 ore. Intanto, a Quinto di Treviso, la famiglia Zago si è chiusa nel dolore. Per voce dell'avvocato Villanova, la mamma e il fratello fanno sapere di essere disperati, attoniti, basiti. Abbiamo sempre sostenuto Alberto fin dove abbiamo potuto, spiegano i familiari, per cercare di renderlo autonomo. Senza puntare il dito contro nessuno, concludono,